Monte San Biagio è un piccolo paese di 6.200 abitanti che si estende tra Terracina e Fondi. Ricordiamo che l'importanza è data non solo dalla parte marginale del paese dove si estende la cosiddetta Grande Suchereta, ma anche dal centro storico molto importante, i cui primi cenni di incastellamento si hanno nel 1099. Questo centro è direttamente legato all'importanza sia di Terracina, la cosiddetta Anxur dell'antichità, sia a Fondi. Lo sperone di Monte San Biagio si va a restringere verso la parte alta e questo è dato proprio dalla funzione dell'incastellamento nell'antichità, che nel 1099 ha avuto come esigenza quella di andare a posizionare questa torre triangolare nella parte più alta e si collega a una serie di cunicoli medievali che vanno a sradicarsi dalla parte alta verso la parte più bassa. In Monte San Biagio abitava il vescovo Giacomo Pellegrini, che era direttamente legato alla famiglia Colonna della vicina Fondi, e questo vescovo aveva la proprietà del feudo, oltre che di Monte San Biagio, il feudo di Villa San Vito, che è quella dove si sviluppa la Suchereta. Importante in Monte San Biagio è anche la chiesa dedicata a San Giovanni Battista. Questa è la chiesa principale del paese e prevede all'interno l'importante trittico di Cristoforo Scacco, in cui è rappresentata un matrimonio tra Santa Caterina e Gesù. La Suchereta di Monte San Biagio nella provincia di Latina è una delle più estese in tutto il territorio italiano. Ci estendiamo su più di 300 ettari e copriamo, oltre quella della Gallura in Sardegna, una grande estensione verde. Per quanto riguarda le attività didattiche, sono delle attività che vengono fatte con i bambini e vengono educati proprio alla conoscenza della Suchereta, alla conoscenza dell'importanza della pianta da sughero e del sughero stesso. La macchia bassa, che fornisce alcuni rami particolari, come ad esempio il lentisco, che ha un legno molto particolare, viene preso e lavorato e modellato per poter fare anche i cosiddetti cessi. Nella Suchereta possono essere fatte anche delle attività equestri importanti come escursioni a cavallo oppure escursioni con il calesse. L'importanza è avere anche degli animali che permettono di garantire una certa stabilità anche per le razze locali, tanto che i cavalli che vengono mostrati e vengono portati appunto per queste attività sono delle razze laziali.